Mia moglie, che cosa sta succedendo a mia moglie? La pressione sta scendendo. Cosa? Sta andando in via. Forza, sì. Battito irregolare. Che diavolo succede? Quello del feto. Feto in sofferenza, li stiamo perdendo. Arresto cardiaco. Carrello defibrillatore. Libera. Ancora. Somministro atropino. Caricare. Libera. Ancora. Libera. Di nuovo, libera. Buongiorno. Salve. Salve. Ok. Ho qui delle notizie non tanto buone e delle notizie migliori. Ci dia quelle non tanto buone. La notizia non buona è che il vostro ultimo ciclo di fecondazione non ha avuto buon esito. Mi dispiace tanto. Però io vorrei fare un altro tentativo. Estrarremo più ovuli, aumenteremo le possibilità. Possiamo farcela. Non possiamo. L'assicurazione si è esaurita già da molto tempo. Abbiamo dato fondo a tutti i nostri risparmi. Io lo so che non è stato facile per voi e so quanto volete disperatamente un bambino. Possiamo fare in modo che succeda, ma dobbiamo continuare a provare. So quanti soldi e quanta fiducia avete investito tutti e due e comprendo la vostra situazione finanziaria, ma so che possiamo aiutarvi. Vorrei un'altra possibilità per dimostrarlo. Dottoressa, noi... È per questo che ho chiesto che voi entriate a far parte di uno studio che sta conducendo l'ospedale universitario di Georgetown. Collaboriamo al loro programma di ricerca e ci chiedono dei volontari. Cosa significa esattamente? Significa che se sarete coinvolti in questo studio dovrete entrambi compilare e presentare dei dati ogni 2 settimane durante il ciclo di fecondazione. Niente di complicato. E inoltre lei dovrà sottoporsi a qualche esame in più rispetto al normale per monitorare i progressi del piccolo. Ma non possiamo permettercelo. Verrà tutto pagato dal centro di ricerca. Tutto quanto? Tutto quanto. Completamente. Grazie. Grazie. Lo prendo come un sì? Sì. 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 Io non so che cosa dire. Dite solo che sarete qui fra una settimana per riempire i vostri moduli e iniziare la prossima fecondazione. Ci saremo. Magnifico. Grazie. Oh, non c'è di che. Forse non l'avete notato arrivando, ma stiamo dando una piccola festa nell'atrio per il nostro 4º anniversario e spero possiate restare. Con molto piacere. Benissimo. Dottoressa Connors,
Grazie. Di niente. È davvero molto importante per noi. Cosa, non ti piace? Grazie. Scusate, per favore, posso avere la vostra attenzione? Grazie da parte mia e della mia collega, la dottoressa Connors, che è rimasta lontano da noi per molto tempo, ma che per fortuna è tornata. E dell'intero staff medico della clinica. E naturalmente del cervello che guida tutto l'ingranaggio, la nostra capo infermiera Melissa Ryan. Vogliamo ringraziarvi di essere qui a festeggiare con noi il 4º compleanno della nostra clinica. Come per molti di voi, anche per noi in questi 4 anni non sono mancate le difficoltà e le preoccupazioni. Già. Non molto tempo fa Gabriele e io eravamo interni che lavoravano sodo per aprire questa clinica e oggi posso dire con orgoglio che siamo una delle più affermate cliniche del paese. Ora del decesso. Abbiamo fatto il possibile. Il bambino come sta? Mi dispiace tanto. No, no! Come ho detto, arrivare qui non è stato facile, ma come voi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo affrontato le sfide. E crediamo sia questo che ha reso la nostra clinica migliore. Basta dare un'occhiata nella stanza a questi bei visini per capire che è vero. Perciò, signore e signori, alle sfide e alla speranza. Alla speranza. Salute. Oh, un'altra cosa. Voglio ricordarvi la nostra serata casinò all'Hotel Fulbrook. Spero che veniate, è per una buona causa. Grazie mille. Oh, lasciate tutto agli inservienti, vi prego. Mi dispiace dover scappare così in fretta. Non importa, Melissa, davvero. Mio marito è a casa che mi aspetta e si irrita un po' quando faccio tardi con la cena. Oh, quasi dimenticavo. Questo è solo un pensierino per festeggiare. Il commesso del negozio ha detto che era il migliore. Splendido, grazie davvero. Grazie, sei molto carina. Buonanotte e buon compleanno. No, Grazie. guida piano. Pensi che abbia dei sospetti? No. Forse. Non lo so. Ma che importa se li ha? Non abbiamo fatto niente di male. Sai cosa intendo? Il fatto è che qualunque cosa ci sia stata, tu sei sposato ora. E questo cambia tutto. Sì, lo so. È difficile per me essere qui ogni giorno. È davvero dura. Io voglio stare di nuovo con te. Stare con te come prima. Tu lo vuoi o no? Lo sai benissimo. Ti prego, Gabriele. No. Mi dispiace. Non così. Hai ragione, scusami. Senti, guardami. Io voglio stare con te, davvero. Ma non in questo modo, ok? Meglio che vada. Liz sarà tornata da Richmond. Devi parlare con lei.
Credo lo meriti. Lo so. Io e te possiamo sentirci dopo. Dopo che avrò parlato con Liz. Mi farebbe piacere. Sì. L'ambulanza è pronta per il trasporto. A tutte le pattuglie, codice 25, portarsi in zona. Buonasera, tenente. Prendi le ordinazioni o vuoi dirmi cosa abbiamo qui? Certo. La vittima è il dottor Gabriel Haynes, ostetrice e ginecologia. Ha una clinica, la Real Hope Fertility Clinic su Prospect Street. In gran parte donne mature che... Vogliono restare incinte, ok, ho capito. Che altro? Sua moglie è Elizabeth Haynes e senta questa. Prima si chiamava Clarkson. Cioè dei Clarkson. Già, l'elite di Washington. Scatta una foto anche qui. Che altro? Lei dice che era a Richmond in Virginia in questi 2 giorni alla festa di fidanzamento della cugina. Chiamerò per avere conferma. È tornata a casa stasera. Dice che ha messo la macchina in garage e ha trovato il marito steso a terra alle 9. Ora della morte? Il coroner ce lo dirà con certezza, ma la scientifica la colloca tra le 7:45 e le 8:15. Qualcosa di sparito o rubato? Né il suo orologio, né il portafoglio, né la borsa, né le chiavi. Non è neanche entrato in casa. Che significa? Che non era una rapina. Che significa? Che è stato per qualcos'altro. Infatti. La scientifica ha verificato che la ferita che l'ha ucciso è insolitamente piccola e circolare, come un grosso foro di spillo. Piccola e circolare. Sì, Dov'è la moglie? è dentro con uno dei ragazzi. Comando, state attenti alle impronte. E quello cos'è? HOC. Vernice spray. È fresca. Può essere tutto. Un acronimo, magari, che dice? Forse la firma di una gang. Non l'ho mai vista prima. Forse il dottore era coinvolto in qualche giro losco. Voglio che ci lavori sopra. Vedi di scoprire di più. D'accordo. Nel frattempo nessuno ne deve sapere nulla. Niente giornalisti. Non ancora. Dobbiamo procedere con molta pazienza. Pazienza è il mio secondo nome. Ora parliamo con la moglie. Signora Haynes. Signora Haynes, Sì. sono il tenente Landers. Mi dispiace molto per suo marito. Ho saputo che è stata lei che ha trovato il corpo. Perché gli hanno fatto una cosa simile? Stiamo cercando di scoprirlo.
Suo marito aveva qualche nemico? Qualcuno che avrebbe voluto fargli del male? No, non Gabriel. Mi dispiace molto doverglielo chiedere, signora Haynes. Ma suo marito aveva problemi di droga. Ma certo che no, che razza di domanda è? Era un medico. E statisticamente rientra tra le possibilità. Facile accesso, nessun controllo. Mio marito non era un drogato. Forse non assumeva personalmente droga. Poteva non usarla, poteva solo spacciarla. Perché pensate una cosa del genere? Le lettere H o C le dicono qualcosa, signora Haynes? Erano scritte con lo spray sul soffitto del garage. Può essere il biglietto da visita di una gang. Per un affare andato storto. No, impossibile. Il detective Bishop mi ha detto che lei era a Richmond negli ultimi giorni. Ero da mia cugina. Sta per sposarsi, abbiamo fatto una festa. E ci andate in macchina? Sì. È stata con lei per tutto il tempo? No, alloggiavo all'hotel Berkeley. Alle ricevute? Sì, le devo cercare. Ah, quando le trova, mi telefoni. Metterò un agente fuori da casa sua stanotte. Le faccio di nuovo le mie condoglianze. Forse dovreste parlare con la dottoressa Connors alla clinica. Ultimamente ha passato con mio marito molto più tempo di me, direi. Grazie. Oh, salve. In realtà non abbiamo ancora aperto, ma si accomodi, prego. Non ho un appuntamento. È qui per vedere il dottor Haynes? Sono il tenente Landers della squadra omicidi. Omicidi? La dottoressa Joan Connors. Sì? Il traffico diventa sempre peggio, ogni dannato... Oh, scusate. Lei è Melissa Ryan, la capo infermiera. Venga con me per firmare i moduli. Veramente non è una paziente, è della polizia. Oh, che cosa succede? Non ho ancora capito. Dottoressa Connors, le spiace dirmi dov'era ieri sera? Certo, ero qui in clinica, c'era una festa e poi sono tornata a casa. E lei? Anche lei era qui? Sì, con il dottor Haynes e la dottoressa Connors. Poi sono andata a casa. Scusi, perché ci sta facendo tutte queste domande? Che cosa succede? Si tratta del dottor Haynes. Ieri sera, verso le 7:45 circa, è stato ucciso. Mi dispiace molto. Joanne. Mi scusi, ho parlato con la cugina della signora Haynes e con l'hotel Berkeley. E hanno confermato la sua storia? Bishop, ci sei? Hanno confermato la sua storia? Sì. E no. Gliel'ho detto 1000 volte. Non mi ha voluto ascoltare. La cugina ha detto che non l'ha vista? No, la cugina conferma di aver visto la signora Haynes ieri, ma non dopo le 13:30. Ho fatto i compiti. Hanno pranzato insieme in un ristorante vicino all'hotel Berkeley. Dopodiché si sono separate. La cugina dice che poi non ha più rivisto la Haynes. E riguardo all'hotel? Ho parlato anche con l'hotel. La signora Haynes ha lasciato la stanza alle 11:40, 20 minuti prima di pranzare con la cugina. Questa cugina ha anche un nome, Bishop? Amy Clarkson.
La signora Haynes ha lasciato la sua valigia alla reception e l'ha ritirata all'1:45. Se ne ricordano perché ha lasciato una bella mancia. Ha ritirato la macchina dal parcheggiatore e l'ha lasciata all'hotel più o meno alle 2. Alle 2? Ovvero 7 ore prima di trovare il corpo del marito. E in auto ci sono meno di 2 ore da Richmond a Washington. Allora cosa ha fatto la signora Haynes per 5 ore prima di trovare il corpo del marito? Altri compiti. Ora torno a casa sua e glielo chiedo. Non c'è bisogno. Signora Haynes, anche se lei non è in arresto, ha diritto ad avere un avvocato presente al colloquio se lo desidera. Non sarà necessario nessun avvocato. Probabilmente la sua famiglia lo vorrebbe. Non voglio coinvolgere la mia famiglia. Ha parlato di una confessione, signora Haynes. Ha ucciso lei, suo marito? Ovviamente no. Lei non è andata subito a casa dopo aver lasciato il Berkeley. Abbiamo parlato con l'hotel. Sapevo che l'avreste fatto. Lei non ha ricevute di stazioni di servizio che indichino l'ora del viaggio, né altre prove che dimostrino dove si trovava. Perciò devo chiederle: che cosa ha fatto in quelle 5 ore prima di partire per Washington? Io sono andata da... Sua cugina? Lei ci ha detto No. che... Non ero da Amy. Da una persona. Devo essere più specifica. Sì, temo proprio di sì. Mi trovavo con un amico. Ci siamo conosciuti a Richmond, quando Gabriel era molto preso dal lavoro. Avevate una relazione? Sì, più o meno da 6 mesi. Suo marito lo sapeva? Credo che lo sospettasse. Non ne sono sicura. Ed è rimasta con questo amico per tutte quelle 5 ore, signora Haynes? Nel suo appartamento. Ecco. Il suo nome e il numero di telefono. Sa già tutto quello che è successo. Gli ho detto che sarei venuta a parlarle oggi. Qualcuno può testimoniare che eravate insieme ieri pomeriggio? Il suo portiere mi ha fatto entrare nell'edificio e mi ha visto uscire. Può parlare con lui. So quello che sta pensando, tenente. Capisco che potevo non avere un matrimonio perfetto. Però io amavo mio marito. Lo amo ancora. Ma perché gli hanno fatto una cosa del genere? Gabriele non se lo meritava. Le viene in mente qualsiasi cosa che possa aiutarci a trovare l'assassino? Qualcosa che lei può sapere o sospettare di suo marito? Torno subito. Lei le crede? A proposito dell'amico. Sì, perché una donna ammetterebbe di avere un amante se non è vero? Ma verifica comunque. Sto passando un sacco di tempo al telefono. Fortuna che il tuo secondo nome è Pazienza. Già. Qualche risultato dalla scientifica? Ancora parziali, ma il dottor Haynes è stato ucciso con un'arma sottile e cilindrica. La profondità della ferita indicherebbe che è lunga almeno 90 mm. E cioè? Poco più di 3 pollici e mezzo. È entrata a sinistra dello sterno, gli ha bucato il cuore, uccidendolo quasi all'istante. Di forma appuntita a un'estremità, la circonferenza maggiore del foro d'ingresso era di 7 mm,5. Sono esattamente 0,29 pollici. Un dardo? Ci avevo pensato, ma la scientifica ha qualche dubbio. Non c'erano lacerazioni sulla pelle, all'interno o all'esterno. La superficie di un dardo non è liscia, avrebbe strappato l'epidermide. Un rompighiaccio? Un ferro da maglia? Entrambi troppo larghi per la misura della ferita. C'erano delle tracce di qualcosa nei campioni prelevati, ma la scientifica ha bisogno di più tempo.
Chiunque abbia ucciso il dottor Haynes sapeva dove colpire, con estrema precisione. Già, con precisione millimetrica. Lasciala andare. Le credo quando dice che amava suo marito. Non meritava quello che gli è successo. Beh, non possiamo ancora esserne certi. Non sappiamo in che poteva essere coinvolto il dottore. So che è lì. E so che mi sta guardando. Quando mi ha chiesto se c'era altro che potessi sospettare riguardo mio marito, ho mentito. Qualcosa c'è. Io sospetto che anche Gabriel avesse una relazione. Dottoressa Connors, Russell Dillon. Lo so chi è lei. Come ha fatto ad entrare? Dovrebbe fare più attenzione, la porta era aperta. No, non lo era. Forse non lo era. Non lo so. Quello che invece so è che io e lei abbiamo un amico in comune. Beh, avevamo un amico in comune. Calma, non si innervosisca. Lei non mi può ricattare, perché non pagherò. Sì che posso. E lei pagherà. A meno che non voglia che i pazienti scoprano cosa combinava il suo collega, sa. Farà aumentare a modo suo la percentuale di successi della clinica. Non era per quello, era per i pazienti. Lui voleva dar loro... Non mi prenda per uno a cui importa qualcosa. Non è così. Ho letto quello che è capitato al dottor Haynes. Non era molto furbo. Non come lei. Cosa sta dicendo? Qualche settimana fa ha deciso di smettere di pagarmi. Era un adulto e ha fatto la sua scelta. Se vuole il mio parere, era quella sbagliata. Adesso la scelta spetta a lei. Faccia quella giusta. Le do 24 ore. Ah, e la prossima volta che vede un numero anonimo, risponda. Non faccia finta di non aver visto la chiamata. Forse io non avrò studiato medicina, però sarebbe un errore credere che io sia uno stupido. Notte? Possiamo scambiare 2 parole, dottoressa? Ci vorrà poco. La clinica deve rendere piuttosto bene, eh? Si ricorda il detective Bishop? Senta, ho seppellito il mio migliore amico oggi pomeriggio. Non sono molto in forma. Ci scusiamo e, come ho detto prima, sarà una cosa breve. Abbiamo parlato con la signora Haynes e lei sembra convinta che suo marito avesse una relazione. Davvero?
Probabilmente nell'ambiente di lavoro. Che cos'è che cerca di sapere esattamente? Il dottor Haynes aveva una relazione? Sì. No, non in quel senso. Con lei? Sì. E da quanto tempo andava avanti? Io e lui stavamo insieme ai tempi dell'università e poi finché abbiamo aperto la clinica. Ma 3 anni fa è successo qualcosa. Ancora, libera! L'abbiamo persa. Mi sono presa 2 anni di aspettativa. Ed è rimasta qui a Washington? No, in Africa. Sono entrata in Medici Senza Frontiere. Ho girato tutto il continente facendo interventi ostetrici e parlando alle donne dei villaggi della contraccezione. Non capisco come mai è partita. Lei è un dottore, la morte non è una novità per lei. Ho scelto questo ramo della medicina perché è pieno di speranza e dovevo ritrovare un senso e così ho lasciato Washington per trovare me stessa. E ci riuscite? A trovarsi? No, non ci sono riuscita, ma Elisabetta ha trovato Gabriel. E lo ha convinto che non sarei più tornata da lui o alla clinica. E quando alla fine sono tornata era troppo tardi. Si erano già sposati. Come l'ha fatta sentire perdere qualcuno a cui teneva tanto? Che cosa vuole sentirsi dire, detective? Che ero ancora innamorata di Gabriel? Sì, la risposta è sì. A Detective Bishop, questo sarebbe un buon momento per chiamare la scientifica per quel rapporto di cui abbiamo parlato. Sì, certo. Io non avrei mai potuto fare del male a Gabriel, mai. Dottoressa Connors, dov'era la sera in cui il dottor Haynes è stato ucciso? Gliel'ho detto, io sono stata alla clinica e sono venuta a casa. C'era una festa per i nostri pazienti e poi, quando tutti sono andati via, siamo rimasti solo io e Gabriel. C'è stato qualcosa? Sì, no. Quasi. E dopo ce ne siamo andati, separatamente. Che ora era? Circa alle 6:45. Sono arrivata qui alle 7:30. Ho controllato i messaggi, ho mangiato e fatto una doccia. Ha controllato la segreteria. Ha richiamato qualcuno? No, erano mia madre e una mia amica, ma ero troppo stanca per parlare con qualcuno, perciò dopo la doccia sono andata subito a letto. Ha in mente nessuno che avrebbe voluto fare del male al dottor Haynes per qualche motivo? Prego. Le lettere H o C non le dicono niente? No. Veramente sì. Durante il tirocinio all'ospedale universitario di Georgetown, se per caso avevamo qualche problema a rispondere alla domanda di un test, tipo chi è stato il primo a scoprire questo o il primo a usare quell'altro nella storia della medicina, avevamo il 50% di probabilità di rispondere bene scrivendo un nome preciso. Cioè Ippocrate of Kos, HOC. Ippocrate? Cioè quello del giuramento? Esatto, il padre della medicina moderna. Se ci bloccavamo su una domanda, scrivevamo HOC. Non ci pensavo da anni. È un acronimo usato in molte università. Non che io sappia, non l'avevo mai sentito. Direi che abbiamo finito, dottoressa Connors. Questo è il mio numero privato. Se le viene in mente qualcosa di utile, mi chiami. Lo farò. Grazie per il suo tempo. Posso uscire da sola? D'accordo. Bene, grazie.
È così che ti hanno insegnato a giocare a poliziotto buono, poliziotto cattivo? Già, non sono mai stato molto bravo. E perché l'hai fatto? Me l'ha chiesto lei. Come ti è venuto in mente? Mi ha dato un segnale. Come? Mi ha dato un segnale quando siamo entrati. Ma non capisco di cosa stai parlando. Allora ho frainteso. Lavoriamo insieme da 4 mesi. Vuoi arrivare a 5? Sì. Beh, rifletti meglio su quello che credi che io voglia dire. Pronto? Ciao, mamma. Lo so. Cerca di capire, non è facile per me. Ok, senti, posso richiamarti domani? Sì, bene. Domani. Ok. Sì. Ha un minuto. È della scientifica? È il loro rapporto finale. Sanno qual è l'arma del delitto? Sì, ma non riuscirà a credere a quello che dicono. Una siringa. Ah? Una banale siringa. Una siringa ipodermica. Stiamo ancora aspettando la firma del coroner, ma comunque era una siringa. Hanno iniettato dell'aria direttamente nel cuore della vittima. L'ha ucciso sul colpo. Solo aria. Già, è sufficiente. Spaventoso, eh? Deve aver avuto un ago molto lungo per perforargli il cuore attraverso lo sterno. In realtà è penetrato fra le costole, a sinistra dello sterno. Era un amnioago. Un amnioago. Già, gli ostetrici li usano quando praticano l'amniocentesi, da qui il nome amnioago. Nell'amniocentesi si preleva un campione di liquido amniotico da una donna incinta per analizzarlo, ma per farlo l'ostetrico deve passare attraverso l'addome e quindi usa un ago molto lungo. Ah, per vostra informazione, questo amnioago era molto vecchio, tipo 30 anni direi. E questo come fai a saperlo? Perché onestamente sono straordinaria. Oltre alle dimensioni del lago, la ferita mi dice un sacco di cose. Un amnioago moderno è progettato per l'indagine visiva nella diagnosi prenatale. Che tradotto significa? Gli amnioaghi di oggi hanno un'incisione a spirale sull'estremità distale, sulla punta, per risultare riflettenti agli ultrasuoni. Ok. Ma una volta non ce l'avevano. Gli amnioaghi dell'epoca avevano un rivestimento chimico luminoso per guidare il dottore. E allora? Quei vecchi agenti chimici luminescenti lasciano tracce evidenti sia quando entrano che quando escono dalla carne. Era sicuramente un amnioago. Di vecchio tipo, senza dubbio. Come ho detto, straordinaria. Ostetricia. Bambini. Ti ricorda qualcuno per caso? Tempo scaduto. Hai i miei soldi? No. Mi delude, dottoressa. Beh, dovrà farci l'abitudine. Molto coraggiosa. Forse dovrei farle un'altra visitina. Magari in quella sua deliziosa casetta. Dottoressa Connors, Va da qualche parte? Sì, una raccolta fondi. se ha un minuto da dedicarci, dovremmo farle qualche domanda. In realtà sono un po' di fretta adesso. Tranquilla, non ci vorrà molto. A quanto pare non ho scelta, giusto? Tiene degli strumenti medici in casa o in macchina, magari della clinica. Degli strumenti medici? No. In particolare aghi per amniocentesi. Aghi per amniocentesi? No, assolutamente no. È sicura? Sì, ne sono sicura. Però li usa.
Io lavoro in una clinica della fertilità, quindi sì, ovviamente. Nelle nostre indagini pare coinvolto un ago d'amniocentesi. E quindi avrei qualcosa a che fare con l'omicidio? Non ho detto questo. Ma abbiamo delle nuove prove ed è nostro dovere seguire ogni possibile pista. Che vi porta a me? Lavora in una clinica della fertilità e conosceva la vittima. Senta, tenente, chieda un mandato, perquisisca la mia casa e tutto quello che vuole. Io sarò all'hotel Fulbrook. Arrivo stasera e riparto domani mattina. Se trovate qualcosa, sono lì. Che ne pensa? Non credo che troveremo niente in macchina o in casa, ma fatti dare un mandato per la clinica. Vale la pena tentare. Salve, Joanne Connors. Ecco a lei, signora Connors. Grazie. Stanza 2500. Vuole aiuto per il bagaglio? No, faccio io. Bene, l'ascensore lo trova alla sua destra. Buona serata. Grazie. La signora vuole dividere? Buona fortuna. 18. E ancora 18. Ha sballato, mi spiace. Non è la mia serata. Dieci. Il banco a 20, mi spiace. Allora non ci siamo. Ma è per una buona causa, no? Scusate. Questo le piacerà, vedrà. Grazie. Buonasera. Salve. Qual è il miglior vino rosso che avete in bicchiere? Il miglior vino rosso mi faccia pensare. Credo di avere un'amnesia e un déjà vu contemporaneamente, perché sono certo di aver già dimenticato questa risposta prima. Da quanto aspettava di dire questa battuta? Da una settimana. Le porto il migliore che ho. Grazie. Bisogna ammetterlo. Era molto divertente. Era divertente. Avrebbe dovuto dargli corde una settimana che aspetta. Dovevo ridere? Già. Magari a squarciagola. Amnesia, eh? Sono lieta che si sia ricordato dov'era la bottiglia. Era buona questa. Io prendo lo stesso. Sul mio conto. No, in effetti, questo giro è mio. Può usare il conto della camera? Certo. Ottimo. Bene. Posso? Prego. So che sembra una frase fatta, ma
tu vieni da fuori? No, io vivo qui. Ah, complimenti per l'arredamento. Divertente. Grazie. Aspettavo da una settimana. In realtà sono qui per la serata di beneficenza. Ah, anch'io. Ho pensato che potevo rovinarmi, tanto per passare una serata. Allora, vinci o perdi? Sto perdendo. Sì, non sono molto fortunata in questi giorni. Beh, c'è sempre speranza. Alla speranza. Alla speranza. Prego, grazie. Un altro? Beh, dottore, a rischio di sembrare troppo diretta, c'è una bottiglia aperta nella mia stanza. Mi pare un'ottima idea. Posso avere il conto, per favore? Certamente, dovrei solo vedere la sua chiave. Credo di aver lasciato la chiave in camera mia. Non importa, metta sul mio conto. D'accordo. Ma io ho veramente una chiave. Per favore, insisto. Grazie. Sai cosa? Adesso io vado alla reception a chiedere un'altra chiave. Tu mi raggiungi tra 10 minuti, stanza 2500. Esiste una stanza a 2500, cioè non è un trucco che usi per dare il 2 di picche a un tizio, vero? No. Perché lo so che sembro un duro, ma sono davvero fragile. Vulnerabile come un cucciolo. 2500, 10 minuti. Hai un minuto di ritardo? Mi sono fermato a donare un rene. Aspetto di usarla da 2 settimane. Mi lascia entrare? Prego. Grazie. Carina, vero? Sì, lo sei. Ti andrebbe del vino? Certo. Bel posto. Per fortuna non hai puntato la camera quando hai perso. Ma non ho perso. Era una raccolta di fondi e quindi ho donato dei fondi. Giusto. Ma non mi hai ancora detto com'è andata a te ai tavoli stasera. Non molto bene. Ma per fortuna sono meglio come medico che come giocatore d'azzardo. Beh, nessuno di noi ha avuto fortuna. È buffo, perché stavo per dire esattamente il contrario. Davvero? Beh, non mi capita tutti i giorni che una donna bella e intelligente mi chieda di salire in camera sua. Questa non è una cosa che faccio abitualmente. Me lo immagino. Ecco, perché mi sento fortunato. Ora viene il difficile. Vale a dire? Il primo bacio. Crea una montagna di problemi. Chi comincia? Quando è il momento giusto? Per fortuna è passato. Non è esattamente la reazione che speravo. Non intendevo quello. Lo so. Just give me a little piece of you and you can get a piece of me. 'Cause I'm in high spirits and I surely need some company. Let me get a part of you, get a part of me. Make me a part of you. I can't really get enough.
Che c'è? Mi dispiace, io non posso farlo. Credevo che tu volessi. Lo volevo, lo voglio, solo che non posso. Oh. Ok. Io ho perso qualcuno di recente. Qualcuno che mi era molto caro. Non lo sapevo. Come potevi? Io ti ho portato qui e basta. Pensavo che fosse quello che avevo bisogno di fare e che mi aiutasse a dimenticare in qualche modo, ma adesso che siamo qui non ce la faccio. Mi dispiace. Veramente, Joanne. Va bene così. Grazie per aver capito. Rimandiamo? Rimandiamo. Non devi andare via, puoi rilassarti un po'. TV via cavo, dei pay-per-view e poi... Basta. Mi basta la TV via cavo. Grazie. Anche se in realtà mi sento un po' usato. Un po' sporco, direi. Devo andare a farmi una doccia. Una doccia fredda. Mi dispiace. No. Spero non ti spiaccia. Volevo fare una doccia. Si richiede l'intervento immediato di 2 agenti. Ricevuto, stiamo arrivando. Qualcosa di nuovo? No, la tecnica è la stessa. È stato ucciso con una sottile arma cilindrica. Punta 7 mm e mezzo. Sì. È stato pugnalato al cuore con... Precisione assoluta. Agodamniocentesi? Scommetterei di sì. Chi è? Michael Kirby, un pediatra della zona, single. Devono avvisare la famiglia, perciò non abbiamo ancora diffuso il nome. C'è qualche segno di lotta? Nessuno. Forse conosceva l'assassino. Sono stati visti insieme nel bar dell'albergo, molto in intimità. Ora della morte? La scientifica dice più o meno verso 00:30. E lei mi ha chiamato alle 2:35. A che ora è stata chiamata la centrale? 2:27 dal servizio di sicurezza. La dottoressa Connors dichiara che lei e la vittima hanno guardato un film insieme. Lui si è addormentato e lei ha lasciato la stanza ed è scesa a giocare al casino. Che altro? Si è seduta ai tavoli alle 11:45 e ha giocato fino alle 2. Lo conferma una mezza dozzina di testimoni, incluso il croupier. Che altro? Questo. Lei lo ha visto? No, non credo. Sostiene che quando ha trovato il corpo, dopo che gli ha controllato il polso, ha chiamato la reception e poi è scesa nella hall ad aspettare che arrivasse la sicurezza. Dice che è da lì che l'ha chiamata. Tu che idea ti sei fatto?
l'orario del film in pay-per-view, la sua presenza ai tavoli, la chiamata alla reception. Scaverò meglio. Farò un po' di compiti. Sai cosa penso? Cosa? Che è stata uccisa la persona sbagliata. Autorizzazione accordata, procedete. Mi dispiace doverlo fare, ma devo interrogarla. Ok. Conosceva bene Michael Kirby? L'ho incontrato per la prima volta al bar dell'hotel. E? E siamo saliti in camera, abbiamo visto un film, lui si è addormentato e io sono scesa di nuovo al casinò. Quando sono tornata, lui era morto. E così ho chiamato la reception e poi lei. Senta, io non so in che cosa poteva essere coinvolto, non ho idea dei guai in cui si poteva essere cacciato, l'ho visto ieri sera per la prima volta. Lei è stata molto fortunata. Fortunata? Io credo che Michael Kirby non fosse l'obiettivo dell'assassino. Credo che fosse lei. Io? Le analogie tra gli omicidi del dottor Haynes e di Michael Kirby indicano che il killer è lo stesso. Cioè analogie come HOC? Infatti, e ce ne sono altre. Un ago per amniocentesi? Sì. Oh mio Dio. Kirby era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Lui voleva uccidermi. Chi voleva ucciderla? C'è qualcosa che non mi ha detto? Ok. So chi è stato a uccidere Gabriel e Michael. Il suo nome è Russell Dillon. Stava ricattando Gabriel e poi ha cercato di ricattare anche me. Perché? Quando io e Gabriel aprimmo la clinica, avevamo una paziente. Era la nostra prima paziente, in effetti. Un'infermiera che avevamo conosciuto all'epoca dell'ospedale universitario. Si chiamava Sheila Norman. Cosa vuol dire, dottore? Beh, abbiamo già fatto 4 tentativi, Sheila. La tua riserva ovarica è bassa, molto bassa. Ma possono esserci altre strade. Potremmo acquistare ovuli più freschi e giovani da una donatrice. E questo aumenterebbe le possibilità di 15 volte. Voi non riuscite a capire. Noi vogliamo un bambino che sia tutto nostro, solamente nostro. Già, scusi, dottor Haynes, ma ne abbiamo parlato. E abbiamo deciso. È la nostra unica scelta. Lo capisco. Ma non credo che dovremmo arrenderci. Dovremmo fare un altro tentativo. Non possiamo permetterci un altro ciclo. Gabriel era dispiaciuto per loro. Voleva aiutarli, in qualche modo avevano già sopportato così tanto. Sapeva che con una donatrice avrebbe funzionato, quindi continuò il ciclo senza dirlo ai Norman. A quel punto gli serviva una donatrice e fu allora che un collega gli parlò di Russell Dillon. Mentì a loro e mentì a me. Dillon disse a Gabriel che poteva procurargli dei buoni ovuli da una studentessa che aveva bisogno di soldi ed era impaziente di donarli. Tanto impaziente da evitare i canali regolamentari. Gabriel pagò la donatrice che aveva trovato Dillon di tasca sua e io non seppi niente del suo progetto finché la procedura non fu completata. I Norman erano informati della donatrice? No, Gabriel disse loro che voleva tentare un altro ciclo di fecondazione con gli ovuli di Sheila e che se volevano la clinica avrebbe pagato tutte le spese. Sheila era la nostra prima paziente, la prima a varcare quella porta e aveva tanta speranza e quindi Gabriel non voleva fallire. I Norman acconsentirono e tutto andò bene, da manuale. Nessuno aveva il minimo sospetto che gli ovuli fossero di una donatrice e non di Sheila. Capisco. Ma poi qualcosa andò male. Abbiamo fatto il possibile. Sheila, no! E il bambino come sta? Mi dispiace tanto. No! No! Sheila Norman morì a causa di un'embolia polmonare. C'era un coagulo di sangue che si evidenziò nella sua gamba. Probabilmente lo aveva da anni. Non c'erano avvisaglie che qualcosa andasse male? Nessuna. No, i cicli di fecondazione e gli ovuli della donatrice non avevano niente a che fare con la morte di Sheila. È stato allora che Russell Dillon ha iniziato a ricattare il dottor Haynes? Sì, io avevo già lasciato il paese. Insomma, ero sconvolta perché ero stata così passiva, capisce? Perché ero rimasta lì senza fare niente. L'accordo lo aveva concluso il dottor Haynes, non lei. Già. Gabriel mi disse che Dillon minacciava di parlare con i giornali e dire alla famiglia di Sheila dello scambio di ovuli se non gli avesse dato dei soldi. E lui pagò? Sì, per oltre 3 anni.
Finché qualche settimana fa Gabriel si è stancato e gli ha detto basta. Non gli importava con chi avrebbe parlato, non gli avrebbe più dato un centesimo. E poi Dillon l'altra notte è arrivato in clinica per riprendere il discorso con me. Dottoressa Connors, Russell Dillon. Lei non mi può ricattare, perché non pagherò. Sì che posso. E lei pagherà. Mi creda, Gabriel non voleva fare alcun male a Sheila, stava cercando di aiutarla. Sì, lei aveva bisogno d'aiuto. Dove posso trovare Russell Dillon? Non lo so, è lui a chiamarmi, io non ho neanche il numero. Può tornare di sopra a prendere le sue cose. Le metterò la casa sotto sorveglianza. Grazie. Se Russell Dillon cerca di contattarla, lei mi chiami, a qualunque ora. Tutto chiaro? È chiaro. Grazie. Che diavolo vuole? Dottoressa Connors, Oh, no, Melissa, scusami. volevo solo assicurarmi che stesse bene. Sì, sto bene. Ne possiamo parlare lunedì in clinica? Beh, se ne è sicura. Sì. Allora lunedì. Buongiorno. La porta era aperta, deve proprio stare più attenta. Che cosa vuole? Beh, amore, comprensione, ma soprattutto i miei soldi. Ho detto tutto alla polizia. Tutto. E la famiglia Norman sanno tutto loro? Eh? Del giochetto del suo collega con gli ovuli? E chi ha pagato per tenerlo segreto? Sanno che hai ucciso Gabriel. Come? E anche Michael. Chi? Di che cosa sto parlando? Non farei un altro passo se fossi in lei. Piano! Portalo fuori. Accompagnalo in centrale, io controllo il suo alibi. Ci vediamo lì. D'accordo. Si sente meglio? Sto bene, grazie a voi. Siamo qui per questo. Come sapeva che era qui? Mi hanno chiamato gli agenti che avevo messo di sorveglianza a casa sua. Meno male che l'ha fatto. Avremo bisogno di portarla in centrale per verificare la storia di Dillon. Se la sente? Sì, certo, sono solo felice che sia finita. Me lo immagino. Prendo le mie cose. È chiaro, cosa ti aspettavi? Non ce la farete a incastrarmi. Sì, ho fatto qualche pasticcio, non sono un chierichetto. Ma non ho mai ucciso nessuno. Mi sentite? Io non ho mai ammazzato nessuno! Perché non vai avanti e ti siedi? E perché l'avrei ucciso? Per qualche stupido ovolo? Di cosa stai parlando? Volevo solo spaventarla, sai, farle venire un po' di strizza. Non avrei parlato davvero ai Norman. Di che cosa poi, di ovuli? Non ero neanche a Washington. Siediti. Avete chiamato quelli? Siediti. Ehi, li avete chiamati? Rimetti le chiappe su quella sedia, ho detto! Non te ne andare. Dove vuoi che vada? Eh? Di che sta blaterando quello, tenente? Ti spiego più tardi. Adesso però vi devo dire che ho verificato i suoi alibi. La notte in cui è stato ucciso il dottor Haynes, Dillon si trovava in un bar di Arlington, fino a dopo l'una. Il padrone dice che è stato lì tutta la sera.
E per quanto riguarda Michael? E come ha dichiarato Dillon, era a Baltimora a trovare sua madre. Ha fatto festa col fratello, è crollato sul divano e non si è alzato fino al mattino. Ha dei testimoni. Io so che è stato lui, deve essere lui. Dillon ha qualcosa a che vedere con gli omicidi? Questo non posso dirlo. È stato lui fisicamente a commetterli? Non poteva farlo. Ma questo non ha alcun senso, io... Posso prendere un po' di tempo, ma non ho motivo di trattenerlo. Non ha motivo. L'estorsione, allora. La sua parola contro quella di lui. Che cosa ne facciamo ora? Lascialo andare. E io che faccio? Io mi domanderei... chi mi vuole morta? Si cambia dei sospetti. No. Forse. Non lo so. Ma che importa se li ha? Non abbiamo fatto niente di male. Sai cosa intendo? Devi parlare con lei. Lo so. Dobbiamo parlare. Sei una specie di perdono che vuoi. Non è quello. E allora che cosa vuoi, Joanne? Quello che vuoi tu. Trovare il killer di Gabriel. Per quanto tu possa non accettarlo, ero io sua moglie. Perché non lasci che se ne occupi la polizia? Sono stata con una persona, un uomo, in un albergo dove ero alloggiata e l'ho lasciato per un attimo e quando sono tornata era morto. Assassinato, esattamente come Gabriel. Come? Ero io l'obiettivo del killer, non quell'uomo. L'ha ucciso per sbaglio. Ma di cosa stai parlando? La polizia non l'ha ancora reso noto, ma lo farà. E so che vorranno parlare con te, solo che volevo parlarti prima io. Oh, mio Dio. Perché? Che sta succedendo? Non lo so, ma voglio scoprirlo. Tu pensi che tra Gabriel e quest'uomo ci fosse una connessione? Sì che c'era. Cioè? Ero io. Senti, dimmi della clinica. Può essere successo qualcosa? Un incidente con una paziente di cui non mi hanno detto nulla mentre ero via? No, le sue pazienti lo adoravano, lo sai. Sì. E l'operato della clinica è sempre stato impeccabile. No, non è vero. Non è stato impeccabile. Va tutto bene? Sì. Posso andare ora, tenente? Certo. Jack, ecco il dossier che mi hai chiesto ieri. Ehi, Brian. Che patetica scusa ha trovato il mio collega? Ha detto che è fuori per verificare ancora gli alibi. Ti posso essere utile? No, se non è una nuova traccia in quel fascicolo. Mi spiace. Non abbiamo molta fortuna, eh? Vediamo. La moglie, alibi di ferro. La collega ed ex fiamma, potenziale prossima vittima. E la seconda vittima ne è la prova. E il ricattatore, altro alibi di ferro. Beh, meglio che trovi qualcosa alla svelta. Stai invadendo tutta la lavagna. Forse devi ricominciare dall'alto. Brian, sei un genio. Ah, grazie.
Chi è Sheila Norman? È stata una paziente della prima vittima, la ragione per cui veniva ricattato. E cosa stai facendo? Sto cercando un rapporto autoptico di qualche anno fa, ma non riesco a trovarlo, accidenti. Oh, io posso. Se sai se c'è stata o se c'è ancora un'indagine in corso. Vedi, se il rapporto autoptico esclude ogni indagine ulteriore, allora viene archiviato nell'ufficio del medico legale. Se invece c'era un'indagine, dovrebbe essere qui da noi. Beh, in questo caso non c'è stata indagine. Allora si trova nell'ufficio del medico legale. Possiamo accedere ai file da qui? Oh sì, certo. E come lo posso fare? Puoi chiedere a me. È abbastanza semplice se si sa dove guardare. No, scusami. Tenente Landers. Sono Jen Connors. Forse mi è venuto in mente qualcosa che può servire. Sì, mi dica. Ora mi trovo di fronte al 1681 di Droxford Avenue, l'indirizzo di Sheila Norman prima che morisse. Sono certa che il marito vive ancora qui e credo possa sapere qualcosa sugli omicidi. Voglio provare a parlargli, così io Senta, dottoressa Connors, non affronti quell'uomo. Mi ha capito? Ma se c'è la possibilità che sappia qualcosa... Se il signor Norman abita ancora lì, domani io e il detective Bishop andremo ad interrogarlo adeguatamente. Ma sono in macchina davanti a casa sua adesso. Non oggi. Faccia dietro fronte, torni a casa. Ci siamo capite, dottoressa? Sì, ci siamo capite. Signor Norman, Dottoressa Connors. mi dispiace disturbarla in questo modo. Probabilmente non è un buon momento, ma le vorrei parlare. Va bene, entri. Avete un figlio bellissimo. Si chiama Joseph. Dopo un anno dalla morte di Sheila, Grazie. ho conosciuto Mary. Ci siamo innamorati e oggi abbiamo quel giovanotto. Che è l'immagine di suo padre, è del tutto identico a lui. Sì, ma non crescerà lavorando alla lamiera 10 ore al giorno come il suo vecchio. No, lui sarà un dottore. Come lei e come il padre di Sheila. Non sapevo che il padre di Sheila fosse un medico. Sì, era ostetrico come lei. Un ostetrico? È morto tipo 20 anni fa. È per lui che Sheila ha voluto fare l'infermiera. Davvero? All'epoca lui faceva soprattutto visite a domicilio, così molto spesso Sheila lo accompagnava. Le piaceva, era la sua passione. So che è un po' strano, ma per caso ha lasciato qualche suo strumento a Sheila? Sì. Scusi, dottoressa, non voglio essere scortese, ma perché queste domande? Si ricorda del mio collega, il dottor Haynes? Ma certo. Lui è morto. È stato ucciso. Mi dispiace molto. Ma cosa ha a che fare con me? Pensa sia coinvolto nell'omicidio? Vede, l'arma utilizzata era uno specifico strumento medico. Blair, il bambino sta dormendo. Scusa, ho dimenticato di spegnerlo. Senta, signor Norman, la polizia non sa niente di lei, è stata solo una mia idea. In effetti io, non so, ho pensato che se ci fossimo parlati guardandoci negli occhi forse... Avrebbe scoperto se ho ucciso qualcuno? Sì, più o meno. Mi spiace di avervi disturbato, io vi chiedo scusa. Aspetti. Potrei avere qualcosa. È questa che cercava? È la borsa da medico del padre di Sheila. Era in una scatola con la sua roba che non ho ancora svuotato. C'è una siringa che manca da questo set. Ha idea di dove possa essere finita? Non lo so proprio. Non ho mai aperto quella borsa prima. Non so dove potrebbe essere. Le spiace se la porto con me? Vorrei farla vedere a qualcuno. Per me va bene. Le prometto che gliela riporto. Sì.
Non c'è fretta. E sinceramente mi dispiace molto di aver riportato a galla tutte queste cose. L'accompagno. Grazie. Di niente. Ci siamo. Sheila Norman, deceduta. Rapporto autoptico. Grazie, Brian. È tutto tuo. Cosa? Dottoressa Connors, mi dispiace. La porta era aperta. Non intendevo spaventarla. Melissa... Lo so che mi ha detto che sta bene, ma volevo portarle qualcosa. Ho pensato che potesse avere fame. Sei molto carina, ma io ho molto lavoro da fare ora, quindi ti dispiace? Certo, va bene, capisco. Grazie, allora. Ci vediamo alla clinica, È ok? strana, non riesco a capire. Che cosa le succede? Dottoressa. No! Non ti muovere! Sali! Ok. Non ti ricordi di me, vero? No. Non ha importanza. Mi ricordo io di te. Che cosa vuoi? Davvero non ti ricordi? No. Tu eri lì quel giorno. Abbiamo fatto il possibile. Sheila, no! Il bambino come sta? Mi dispiace tanto. No! Ma che brava! La prima della classe. Lavoravo da poco come infiltrato quando hai ucciso Sheila. Io non l'ho uccisa. Sì, invece, dottoressa! Non lo trovi ironico? Pensa che è stata Sheila a convincermi a entrare nella polizia. Diceva che ero nato per fare il detective.
Ma detto tra noi e che non esca da qui, non è che mi piaccia molto. L'unica cosa che mi ha fatto andare avanti da quando lei è morta è stato sapere che ci saremmo rivisti. Lo sapevo che saresti tornata. Tutto quello che dovevo fare era aspettare ed essere paziente. Lo sai che mi sono fatto assegnare a questo distretto per essere vicino a te? Oh, io ti aspettavo, dottoressa Connors. Ti aspettavo. Ti prego, non farlo. Dimmi una cosa, Joanne. No! Ti spiace se ti chiamo Joanne? Oh, grazie. Quando il tenente è venuto a dirti che Gabriel era morto, hai provato quello che ho provato io quando hai ucciso mia sorella. Non l'ho uccisa io, è stato un coagulo di sangue, è stata Quando i miei sono stati uccisi, è stata Sheila che mi ha cresciuto. Sheila che ha lavorato sodo per diventare infermiera perché potessi avere una vita migliore. Più una madre che una sorella per me. E sei stata tu a portarmela via. Hai idea di quello che si prova quando si perde qualcuno che si ama veramente? Oh, aspetta. Sì, immagino che tu lo sappia. Sei un bastardo! Tu hai riempito la testa di mia sorella di speranze e di bugie. Le hai dato qualcosa che non avrebbe dovuto avere. Non era così che doveva andare. È bello, vero? Guardalo. Ho detto guardalo! Che ne è stato del tuo giuramento di Ippocrate, eh? Non hai giurato di non fare del male secondo i principi etici della medicina? Era solo un'altra bugia, quella! Lo sai cos'è? Oh, certo che lo sai. Ora ti mostro come funziona. Non ho ancora finito con te. Ora pagherai per tutto quello che hai fatto. Ok, ti sei difesa bene, ma adesso basta. Addio, dottoressa! Riuscirà a cavarsela? Ha un'emorragia interna, ma i soccorritori dicono che si rimetterà. Niente di grave. Le è andata molto bene. Lei stasera mi ha salvato la vita. Grazie. Ho fatto solo il mio lavoro. Lei si riprenderà? Non lo so. Me lo auguro. Abbiamo anche avvisato la famiglia di Michael Kirby. Ho i loro numeri se li volesse contattare. Sì, mi piacerebbe. È dura pensare che l'assassino sia stato al mio fianco per tutto il tempo. Che fosse capace di fare tutto questo. È riuscito a ingannare molte persone. Ma io ero la sua collega. Non si mette in discussione, tenente. Lei è brava a fare quello che fa. Penso di aver bisogno di prendere una pausa. Forse seguo il suo esempio e vado in cerca di me stessa. Già, la prossima volta che andrò in cerca di me stessa sarà nel giardino di casa. Bene, c'è sempre speranza, giusto? Sì, c'è sempre speranza.